rispondere alle vostre domande, per cui fa la comunicazione, poi noi ce la vediamo con gli assessori Lanzarini e Portacini. Sì, grazie, buongiorno a tutti, un saluto anche a coloro che sono collegati da casa. Oggi vi do le informazioni, quindi il bollettino quotidiano, poi vi lascio alcune considerazioni, dopodiché lascio la parola all'assessore Lanzarin e poi all'assessore Boltacin per delle comunicazioni importanti. In particolar modo l'assessore Lanzarin ha degli aspetti che poi io introdurrò, ma poi approfondirà lei nella sua parte di comunicazione. E vi dico che intanto con i tamponi siamo arrivati a 337.000, questa mattina peraltro sono 337.000, sono 9.047 per l'esattezza in più rispetto a ieri. Vi dico che stamattina abbiamo parlato tanto di tamponi perché abbiamo già un piano di rafforzamento che parte da una base. Noi speriamo di metterlo in piedi questo piano alla volta di fine estate per 30.000 tamponi al giorno, cioè comincia a diventare veramente, come vi ricordate, ho detto schiereremo l'artiglieria, però posso anche già aggiungere, vi lascio così, stuzzico un po' anche la curiosità, che forse se riusciamo, insomma, andiamo giù di artiglieria pesante oltre i 30.000, per cui abbiamo anche alcune sorprese che stiamo tentando di mettere in piedi sempre rispetto ai tamponi. Gli isolamenti sono 7.661, calano di 225, 7.661, meno 225, sempre rispetto a ieri. Numero dei positivi sono 17.825, sono esattamente 117 in più rispetto a ieri. Qui vi devo ricordare che noi abbiamo previsto, sostanzialmente, ve la faccio breve senza spiegarvi tutto il piano, che nel giro di 15-20 giorni si ripassino sempre tutti gli ospedali e tutte le case di riposo. E questo vuol dire che soprattutto nelle case di riposo, in particolar modo nelle case di riposo, in alcune case di riposo, purtroppo la raccolta dei positivi non ha cessato, visto e considerato che ci sono ancora dei positivi che emergono. Considerate che il tampone becca la positività, vi dico dati che ci dicono dalle microbiologie, becca la positività già al 6º-7º giorno dell'avvenuto contatto. Invece la saponetta, il test rapido, becca il positivo dal 11º giorno, il che vuol dire che questi più 117 sono probabilmente dei negativi che avevamo già ricoverati, che si sono positivizzati, e quindi quando noi li abbiamo testati la prima volta erano nel limbo dei 7 giorni. Questo anche per darvi una lettura e un senso dei dati, perché se diciamo sono aumentati i positivi in Veneto non vuol dire niente. Invece a noi interessano due dati: questo, 1156 ricoverati e sono 31 in meno rispetto a ieri, cioè vuol dire che diminuiamo le persone in isolamento, aumentano i positivi, ma diminuiscono le persone in ospedale. Capite che questo è il dato che ci interessa, perché se uno arriva in ospedale vuol dire che è malato, altrimenti no. E vabbè, c'è anche il caso del sintomatico che sta a casa, per carità, però questo è l'indicatore, questa è la patologia nella fase acuta che ha bisogno di cure ospedaliere. 1156 meno 31. E poi le terapie intensive, guardate, era un miraggio a metà marzo vedere questo numero, 114, sono meno 6 anche oggi. Vi ripeto, vi ricordo, qualcuno dice ma dice spesso delle cose che sappiamo, repetita iuva, no? Vuol dire che questi sono pazienti che sono nei nostri ospedali da 3-4 settimane, mediamente non sotto le 3 settimane, stiamo parlando di pazienti che entrano ovviamente nelle terapie intensive dopo aver fatto infettive, subintensive e se la storia si complica ovviamente intensive. Non vi nego che voglio portare qui alla conferenza stampa, appena sarà finita questa fase diciamo più importante,
di volta in volta portarvi un esperto delle infettive, un esperto delle terapie intensive, in maniera tale che abbiate anche uno spaccato di cosa vuol dire vedere in faccia uno dei nostri operatori e rendere omaggio per suo tramite a tutta la squadra che c'è. Dimessi sono 2.559, sono 51 in più rispetto a ieri, quindi non si entra più in ospedale perché sono in negativo il carico, calano le terapie intensive, calano i ricoverati e aumentano i dimessi. Quindi due dati positivi, calo di ricoverati e aumento di dimessi. I morti sono 1124, sono 22 in più rispetto a ieri, in totale sono 1437, quindi 1124 i morti in ospedale, 1437 i morti in totale, più 22. Sui morti volevo dirvi una cosa, adesso ho fatto anche fare un'indagine interna e siamo arrivati al bando della matassa. Insomma, girano degli audio su WhatsApp che sono imbarazzanti. C'è un audio che gira che dice che tutti ovviamente si scambiano, ma che amisco i cittadini, se uno non sa le dinamiche, c'è uno che dice a un altro, una persona che dice a un'altra persona, quel signore in quel contesto, mio parente, è morto, le pompe funebri hanno detto che è morto di coronavirus, i miei parenti hanno obiettato non è morto di coronavirus ma è morto perché era un malato terminale, e la pompa funebre ripete, noi dobbiamo catalogarli tutti come coronavirus perché qui in Veneto c'è la strategia di aumentare i morti. Guardate, primo, le pompe funebri non fanno nessuna classificazione, tanto per cominciare. Due, è gravissimo che si sia diffuso questo audio, e chi lo ha diffuso comunque ne renderà conto, ve lo posso garantire io, perché diffonde inquietudine. Tre, cioè non esiste che si dica che quello che fa l'incidente stradale viene dichiarato morto come coronavirus. Ci sono dei parametri diciamo tecnico-legali per i quali i pazienti hanno una loro classificazione nel momento in cui ci fosse un decesso, che è prevista secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, punto. Allora, non è che si può rivendicare la trasparenza, siamo l'unico paese che piaccia o non piaccia e siamo l'unica regione che emette i bollettini ogni giorno. Provate a informarvi ad esempio quanti bollettini vengono emessi in alcuni paesi tipo il Giappone, no? Piuttosto che la Gran Bretagna o la Svizzera o da altre parti, non mi risulta che emettano il bollettino quotidiano. È una scelta, per carità, rispettabile, non discuto la qualità delle loro sanità, ma dico non si venga a chiedere trasparenza, numeri e tutto, e poi quando ti danno i numeri dico vabbè, ma sono numeri così perché tanto li fanno per fare i bollettini. No, non funziona così. 98 i nati, ieri erano 77, oggi 98. Allora, due brevissime considerazioni prima di andare via. Tanto ringrazio i sindaci dei capoluoghi, ma comunque l'Anci Veneto, e avevo parlato in più occasioni con il presidente Conte dell'Anci Veneto, quindi il sindaco di Treviso, e ho visto che loro hanno fatto un documento di sostegno nell'approccio alla fase 2, no? Che è una fase 2 che è una fase complicata, che è quella che io definisco della convivenza, e i sindaci dicono, vogliamo dire al Presidente del Consiglio che si abbia sostanzialmente l'ente regionale come riferimento, quindi li ringrazio per questa nota che ho visto ieri pomeriggio, l'ho vista io in ritardo, quindi volevo ringraziarli. In generale le strade, vi ricordate quando mi hanno fatto la polemica dicendo che io esageravo a dire che il lockdown non esiste più? Il lockdown non esiste più, ma vorrei ricordarvi che non è colpa dei cittadini che vanno a passeggiare per i campi. Le strade sono piene di camion, furgoni e lavoratori che si spostano, che sono esattamente lì perché il governo, approvando i codici Ateco, le deroghe e i silenzi assensi, ha permesso, secondo me, bene, l'apertura. Ma lo dico perché non è che funziona che tu fai il decreto e poi dici che ci sono le macchine in strada in Veneto perché Zaia le ha liberate, no? Assumiti almeno la responsabilità che io condivido come principio, no? Hai dato aperture, ben venga, ma non anche far finta di non sapere che queste aperture sono esito di un DPCM, non di un'ordinanza. Dopodiché, dico, noi abbiamo fatto un grande atto
di responsabilità come Veneto, l'abbiamo sempre dimostrato. Io dico anche di fiducia nel firmare le ordinanze, perché poi sulle ordinanze rispondo io, hanno solo la mia firma le ordinanze, non hanno altre firme. Io invoco sempre il senso di responsabilità. Guardate, a me fa specie e posso dire, mi colpisce che molti ragazzi mi segnalano casi isolati, perché non bisogna generalizzare, di chi ancora non ha capito che la mascherina non è un obbligo di legge, è una salvezza. Cioè, direi che per assurdo dovremmo anche cancellare tutte le leggi sulle mascherine, perché dovrebbe essere come quando si esce di casa, non c'è nessuno che esce nudo, no? Ci si veste, non serve fare una legge per gli indumenti. E direi in egual misura è fondamentale ricordare ai cittadini che è fondamentale la mascherina. Attenzione, noi stiamo lavorando per cercare di fissare in maniera proprio plastica 2 dati, ricoverati e terapie intensive, al di là di tutti i grandi discorsi che fanno i professori. C'è un numero oltre il quale noi non ci possiamo permettere di essere liberi? Sì, c'è, stiamo cercando di identificarlo nelle curve e dire: guardate ragazzi, con molta trasparenza, noi non abbiamo dossier segreti. Raggiunto questo numero di terapie intensive e questo numero di ricoverati, si torna a chiudere. Cioè non ci sono alternative. Non vorrei che qualcuno si fosse fatto l'idea che tutto è finito. Noi dobbiamo convivere con il virus. Secondo me è assolutamente possibile affrontare tutta l'apertura, questo è poco ma sicuro. Io non posso, come si può dire, comprendere che si possa pensare che il parrucchiere e la parrucchiera siano un problema e le case da gioco non lo siano. Non posso pensare che entrare in un pullman in 15 su 35 metri quadrati non sia un problema e siano un problema 2 persone che contemporaneamente entrano in un negozio di 40 metri quadrati. E così molto altro ancora. Quindi, per non innescare una guerra tra poveri, continuiamo a dire: investiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini. La mascherina è imprescindibile. Quindi la mascherina devi portare per 3 motivi. Il primo, mascherina, igienizzazione delle mani o guanti e il discorso del distanziamento sociale. Primo motivo, metti in sicurezza la tua salute. Secondo motivo, e non sono nell'ordine di importanza, metti in sicurezza la salute degli altri. Terzo motivo, se non te la metti avremo ricadute e dovremo riprendere in mano la partita delle restrizioni. Sia chiaro, e ve lo dico tutti i giorni, che deve restare agli atti che non siamo assolutamente convinti del fatto che il virus se ne sia andato, che il pericolo della reinfezione è reale e anche di nuovi focolai. Questo è quello che dico io. Come evitare questo? Con la messa in sicurezza dei cittadini, rispettando le regole e facendo insomma quello che ogni buon padre di famiglia farebbe. E ringrazio tutti quelli che hanno aderito con senso di responsabilità al tema dell'asporto, perché voglio ricordare che sarebbe stata una grande tentazione, no? Di dire apro la pizzeria per asporto e poi di fatto maschero anche un servizio diverso. Invece vedo anche dei ritorni di chi controlla che l'asporto viene interpretato nella maniera giusta. Si prenota, si va a ritirare e si va a casa a consumare. Si va da soli, non si va accompagnati. E questo penso che sia un bel segnale. E dico su questo fronte che è da esaltare la creatività dei veneti. C'è qualcuno che è riuscito a fare lo spritz da asporto, non so se avete visto. Sottovuoto ho messo un'oliva con lo stecco, una fetta di limone o di arancia sempre sottovuoto e la piastrina di spritz surgelato in maniera tale che non si porta a casa la busta e poi solo i veneti possono far così. E quindi penso che ancora una volta ne viene fuori la creatività, la genetica, il sapersi arrangiare e il senso di responsabilità. Adesso abbiamo una grande sfida, ed ho chiuso, che è quella di fare in modo che non ripartano focolai. Quindi minimo, ma veramente minimo, ma imprescindibile, la mascherina, che si deve portare bene, comprendo naso e bocca. Vi lascio l'assessore Lanzarin e lei vi darà un'informazione importantissima. Noi abbiamo approvato ieri in unità di crisi il piano di riapertura degli ospedali.
dico questo, non troverete più la modalità di accesso negli ospedali che conoscevate prima, che conoscevamo prima. Ci sarà ovviamente l'obbligo di portare la mascherina entrando in ospedale, gli ingressi saranno assolutamente 7 gol qua con il nastro isolante. Gli ingressi saranno assolutamente diminuiti, quindi non si entrerà più da tutte le parti. Sapete, i nostri ospedali erano un po', come si può dire, un alveare, no? Entravi e uscivi, ma saranno dei controlli agli ingressi, poi l'assessore vi spiegherà tutto. A me interessa dire che la filosofia è quella di mettere in sicurezza i cittadini. Primo riferimento sono i ricoverati, quindi ognuno, ma lo stiamo già facendo, dovrà essere tamponato e testato prima di poter essere stabilizzato, cioè verrà ricoverato ma avrà un limbo nel quale il suo ricovero sarà in attesa del test. Ma a me interessa dire e pregare i cittadini di valutare fino in fondo, e poi vi dirà anche alcune misure l'assessore Lanzarin, del fatto che l'ospedale è un luogo nel quale i virus e i batteri sono più presenti. È inevitabile, no? Non è che ci vuole una laurea in medicina per capirlo. Se vai in officina meccanica è ovvio che trovi il grasso delle lavorazioni, piuttosto che vai in falegnameria trovi la segatura, no? Ecco, in ospedale trovi i virus e i batteri. Quindi ovviamente grande lavoro di squadra con i medici di base, con il territorio, con tutto quello che si può fare, ma in ospedale bisogna accedere solo in caso di vera necessità. Non voglio dire che prima ci andassero a fare una passeggiata, però abbiamo capito ad esempio che andare a trovare un parente si va da soli, senza portare tutta la comitiva o tutto il giro della scopa che vuole andare a trovare l'amico, piuttosto che i club di calcio, quelli dello spiedo, queste robe qua. Non funziona più così. È un luogo di cura, è sacro. Dobbiamo mettere in sicurezza la salute per prima dei pazienti che in quel momento hanno una salute cagionevole e quindi sono ancora più esposti al virus. Dall'altro ovviamente penso agli accessi di pronto soccorso, i Veneti hanno già dato una dimostrazione, gli accessi sono calati da 4.500 al giorno a 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, che è la dimostrazione che si è capito che il rischio è alto. Io ho l'obbligo di dirvi solo questo. Vi ringrazio, torno in videoconferenza e vi lascio l'assessore che vi dà una descrizione di cosa accadrà negli ospedali dal 4 di maggio. Grazie e buongiorno. Grazie Presidente, l'assessore Lanzarin. Ovviamente il documento che vi illustra l'assessore vi verrà diffuso successivamente, è quella circolare 14 di luglio. Sì, allora, come diceva il Presidente, è stato approvato ieri in unità di crisi. Oggi penso che sia già partita la lettera ufficiale a tutte le aziende sanitarie con le linee di indirizzo. Questo per far sì che dal 4, quindi da lunedì, si ritorna a una normalità per quanto riguarda, gestita in maniera diversa, come diceva il Presidente, per quanto riguarda le attività ospedaliere, sia di ricovero ma anche quelle ambulatoriali. Se vi ricordate, c'era stata una nota del 13 di marzo che aveva sospeso fino al 16 di aprile le attività ospedaliere, ha mantenuto solo le emergenze e urgenze e anche le prestazioni, quindi la specialistica, erano state mantenute solo le visite di urgenza, ossia quelle entro le 24 ore o quelle entro le 10 ore. Erano state sospese invece tutte quelle differibili o programmabili. Poi era stata prorogata questa misura fino al 4 di maggio. Il 4 maggio riprendono invece le attività come antecedente, quindi emergenza Covid. Cosa succede? Succede allora che chiaramente, come è stato detto, l'ospedale rimane un territorio da monitorare e da gestire e organizzare con la massima attenzione, dove l'allerta deve essere massima, proprio perché abbiamo capito insomma che questo, come le case di riposo, sono dei luoghi in cui il virus purtroppo entra con facilità e quindi creando anche situazioni come abbiamo visto, e quindi deve cambiare un po' la filosofia dell'organizzazione, degli accessi,
accessi della predisposizione. E quindi noi con questo documento, che è stato un documento appunto redatto dalla direzione sanità, con anche poi il supporto di tutte le aziende sanitarie che hanno fatto delle osservazioni, conoscendo anche un po' la situazione poi sul campo e in loco, diamo delle linee di indirizzo proprio per la gestione degli ingressi, dei reparti, delle sale d'attesa, delle sale operatorie, dei spazi comuni, degli ambulatori e dei pronti soccorsi. Quindi troverete poi nel dettaglio anche tutte queste enunciate appunto differenziazioni e gestioni. Io vi do solo alcuni cenni rispetto a quello che contiene il documento, poi lo potete leggere, è un documento molto articolato. Quindi rivediamo tutto il discorso degli accessi negli ospedali, evitando che ci siano molti accessi, quindi limitando negli ospedali che avevano tanti accessi anche a 2 accessi. Gli accessi sono presidiati da personale sanitario che deve accurarsi di chi entra all'interno dell'ospedale con gli accorgimenti che oggi sono previsti, quindi misurazione della febbre, i dispositivi, quindi le persone che entrano devono avere dei dispositivi, viene misurata la febbre e poi hanno i dispositivi, quindi guanti e mascherine. Ogni singolo ospedale sarà dotato di mascherine per i visitatori se non arrivano con la mascherina da casa, e sono le mascherine che ci vengono consegnate dalla Protezione Civile, quelle Montrasio, che abbiamo già previsto di consegnare negli ospedali, no? Però se uno ha la propria mascherina utilizza la propria mascherina. Rivediamo gli spazi, quindi cercando di far sì che non ci siano più spazi di fronte agli ambulatori con grandi spazi, quindi, e con l'accumulo e l'aggregazione di tanta gente, perché le visite saranno solo su prenotazione, su appuntamento e su prenotazione, dilazionate, quindi ogni 15 minuti, con la possibilità che le persone arrivino solo con un accompagnatore, soprattutto per quelle persone che sono anziane, bambini, disabili, altrimenti la persona dovrebbe arrivare in ospedale per la prestazione da sola, quindi evitando momenti di aggregazione, momenti di questo tipo. Le prenotazioni si fanno con attività di remoto il più possibile, quindi telefonate, attività appunto di remoto di questo tipo, in modo da non, anche qui, che non ci siano momenti di aggregazione di fronte ai CUP, di fronte appunto agli sportelli di prenotazione. Per quanto riguarda i ricoveri, quindi sia le persone che accedono tramite pronto soccorso, quindi che arrivano per l'emergenza urgenza, sia i ricoveri programmati. Allora, per quanto riguarda le persone che arrivano dal pronto soccorso, rimane il triage separato, quindi prima di entrare al pronto soccorso passano attraverso i triage che sono stati già predisposti, si verifica se hanno sintomi di un certo tipo fanno un percorso, se invece non hanno sintomi vanno nel pronto soccorso, insomma nelle sale d'attesa, sempre con mascherine, guanti, con tutto quello insomma che abbiamo già previsto, con tutte le norme di gel, di igiene, di sicurezza che abbiamo già previsto e che conosciamo bene. Prima di qualsiasi ricovero, quindi sia i ricoveri programmati, sia i ricoveri di emergenza-urgenza che arrivano al pronto soccorso, predisponiamo il tampone. Noi abbiamo previsto che dovremo fare circa 1600 tamponi al giorno rispetto alle persone che ricoveriamo in tutti gli ospedali giornalmente, quindi 1600-1700. Quindi verrà effettuato il tampone nasofaringeo, e nel mentre che la persona aspetta l'esito del tampone non sarà mandata in reparto, ma prevederemo degli spazi isolati per avere l'esito del tampone, prima appunto che la persona sia ricoverata in qualsiasi reparto oppure accede ad altri spazi. Ci saranno previsti degli spazi isolati per attendere l'esito del tampone, questo per evitare appunto che arrivino delle persone in reparto in attesa di tampone e poi dal tampone insomma vediamo che sono persone con positive, quindi proprio per evitare più possibile quello che può essere appunto nascere di focolai all'interno di reparti o di quant'altro. Lo stesso per gli interventi chirurgici programmati.
Gli interventi che sono programmati, chiaramente la persona che ha un intervento chirurgico sarà chiamata un giorno prima per fare il tampone, ci sarà l'esito del tampone e poi l'intervento programmato. Quindi tutte le persone che entrano in ospedale per pronto soccorso, emergenza, urgenza e poi hanno bisogno di ricovero, oppure le persone che anche entrano per interventi programmati chirurgici eccetera, sarà effettuato il tampone. Questo per mettere in sicurezza la persona ma anche tutto il resto, e questa ci sembra una linea molto importante, insomma, di attuazione. Per quanto riguarda invece il discorso della programmazione delle visite specialistiche che sono state chiaramente sospese, qui c'è delle attività che sono state già riprogrammate da alcune aziende, poi c'è un'attività di riprogrammazione che assieme ai medici di medicina generale stiamo facendo, cioè i medici di medicina generale su questo insomma ci stanno dando una grossissima mano, stanno riprendendo tutte le prestazioni che non sono state effettuate e programmandole proprio per poter permettere appunto che poi ci sia insomma l'espletamento di tutte queste prestazioni. Possibile, e abbiamo già delle situazioni che si sono già concretizzate, penso allo IOV come anche a Padova. Incentiviamo il più possibile le visite da remoto e quindi le visite a distanza, telemedicina, visita remoto, chiamiamole come vogliamo, quindi attraverso il telefono, la videochiamata o la videoconferenza. Stiamo vedendo che questa è una prestazione ed è una situazione che sta funzionando, anche apprezzata, ci dicono, lo stanno facendo per le visite di controllo, in alcuni casi per i follow up, dove è possibile, chiaramente non sempre, però visite di controllo, follow up in alcuni casi è fattibile, è possibile farlo. Sia lo IOV sia l'azienda ospedaliera di Padova le stanno già facendo e ci dicono insomma che sono anche apprezzate, quindi questo diventa anche un momento importante perché è una novità, ma una novità che probabilmente può entrare anche poi in quella che è una programmazione insomma più standard. Queste sono le linee di indirizzo che voi troverete in questo documento. Chiaramente accompagnato a tutto questo c'è una formazione continua di tutto il personale sanitario, formazione rispetto a tutte quelle che sono le misure di sicurezza, le misure di igiene pubblica, le misure che si devono adottare. E questo è quello che succederà dal 4 in tutti gli ospedali del Veneto e anche in tutte le attività private accreditata, quindi in tutto il panorama sanitario del Veneto. Per quanto riguarda invece gli ospedali Covid, quindi gli ospedali che sono stati individuati in ogni singola azienda, e li possiamo anche ricordare che sono un reparto a Belluno, per quanto riguarda l'USL Reggiana, Vittorio Veneto e San Camillo a Treviso, poi abbiamo Dolo e Villa Salus a Mestre, abbiamo Jesolo per quanto riguarda l'orientale, abbiamo Trecenta per quanto riguarda l'USL Polesana, Schiavonina per l'azienda Eugania e l'azienda ospedaliera di Padova, Sant'Orso per la Berica e la Pedemontana e Villafranca e una parte di Borgo Roma per invece l'USL Scaligera e l'azienda ospedaliera di Verona. Questi continueranno ad avere i propri reparti Covid, ma mano a mano ritorneranno anche questi nella piena funzionalità. I direttori di queste singole aziende stanno predisponendo i piani specifici perché c'è chi riesce a rientrare diciamo a pieno subito, chi invece avendo più pazienti o ancora tanti pazienti Covid deve comunque dilazionare in maniera un po' più forte quelle che sono appunto il ritorno a quella che è la normalità e all'ordinarietà, e quindi anche questi ospedali insomma con i tempi previsti ritorneranno alle funzioni che erano prima stabilite. E qui ripetiamo quello che il Presidente ha sempre detto e abbiamo sempre detto anche i sindaci: è chiaro che la programmazione che era prevista da schede ospedaliere per questi ospedali ritornerà da programmazione. Stiamo sempre dando conferma, lo ribadiamo se è necessario.
Allora, per dare un po' d'ordine alla vicenda quotidiane, allora io direi tutte le domande sulla sanità relative alla sanità, farmaci, qualsiasi altra cosa, all'assessore Lanzarini. Tutte le altre domande relative, ordinanze, DPCM, modalità operative, le rivolgiamo all'assessore Bottacini. Quindi direi facciamo un primo giro di sanità, io faccio le domande di sanità che arrivano dai giornali e poi facciamo un secondo giro di DPCM e di ordinanze. Avevo già visto la mano prima di te, le mani non sono spiacenti, non è bravissimo. Tranquillo, si colloca immediatamente. Sì, buongiorno assessore. Ecco, per quanto riguarda il ripristino delle attività cosiddette differibili, non quelle sospese, c'è una tempistica, soprattutto riguardante gli ospedali Covid, che sono quelli insomma, che spesso sono ospedali molto importanti perché servono bacini piuttosto ampi. La domanda in termini molto semplici: l'utente non Covid, l'utente ordinario, quando ragionevolmente potrà avere garantite le prestazioni? 1. 2. Per quanto riguarda chiamiamola revisione della massa di prestazioni, visite, esami congelati in questi 2 mesi, quali saranno i criteri dei medici di famiglia per stabilire se nel frattempo un'urgenza è venuta meno, è diventata ancora più urgente? C'è una ratio in questo? Grazie. Ma allora i medici di famiglia hanno tutte le notizie per poter, essendo loro assistiti, essendo loro pazienti, per capire rispetto all'evolversi appunto di patologie e quindi la richiesta di esami specialistici. Ed è per questo insomma che c'è stato fatto questo accordo con loro nel cercare di programmare tutte quelle che sono le attività. Per quanto riguarda invece la riprogrammazione, si cercherà di sicuramente insomma smaltire il prima possibile con i tempi che saranno previsti, ma insomma ragioneremo adesso vedendo un po' anche i carichi e la mole insomma anche rispetto insomma a orari extra e quant'altro proprio per smaltire. Per quanto riguarda gli ospedali Covid, la parte ambulatoriale mi dicono che riprenderà già dalla settimana prossima. Già dalla settimana Sì. prossima. Abbiamo un'idea della massa di prestazioni? Abbiamo un'idea della massa di prestazioni arretrate? C'è un numero? No, però lo possiamo raccogliere questo dato, non ce l'ho qui sotto mano. Emiliano, prego. Buongiorno Assessore, le chiedo scusa, mi sono perso nella parte presso emergenziale, non ho capito perché è anche una situazione un po' particolare dove il tempo stringe e lei parlava, se ho capito bene, di comunque sottoporre a tamponi per sicurezza per non creare focolai. Sì, no, ripeto. Gestire l'emergenza e anche la tempistica in sede del tampone per evitare appunto focolai. Allora, noi abbiamo fatto, questo documento prevede, già alcuni ospedali lo facevano già, quindi era già una prassi in alcuni ospedali, abbiamo previsto di fare il tampone a tutti quelli che entrano all'ospedale, sia che entrino tramite il pronto soccorso, quindi in emergenza urgenza, sia quelli che entrano per i ricoveri che sono stabiliti perché sono stati appunto previsti con il medico di medicina generale o perché comunque hanno degli interventi programmati e quant'altro. A tutti questi verrà fatto un tampone di verifica. Nell'attesa del tampone, quelli che dovranno essere ricoverati, prima di arrivare in reparto, saranno sistemati in dei posti, quindi c'è anche una strutturazione logistica di questo tipo, separata, prima di arrivare in reparto in attesa dell'esito del tampone. Pazienza, ma io a volte sono catastrofico. Un incidente stradale dove appunto arrivi che No, ma allora è chiaro che è chiaro che se arriva un'emergenza urgenza che deve essere operata, facciamo l'esempio un'emergenza urgenza che deve essere operata, passaggio. questa va operata
e chiaramente poi ci sarà la sterilizzazione di tutta la sala operatoria, poi cioè, è chiaro che nell'emergenza urgenza, nell'ictus eccetera non possiamo permetterci le emergenze e urgenze vanno trattate come emergenze e urgenze con tutte le precauzioni, chiaramente isolamento, percorsi separati e quant'altro. E un'ultima domanda, io accompagno durante l'emergenza una persona, un caro, insomma, che si è sentito male, come gestite la persona, quindi l'accompagnatore? Anche lui sarà logicamente separato, ma sa quando si entra in pronto soccorso bisogna registrare la documentazione, quindi tu hai alla fine un accesso, con questa cosa come viene? Saranno garantiti degli spazi separati e quindi ci sarà anche una distinzione e le misure di precauzione, quindi mascherina, guanti, gel e quant'altro. No tampone però, giusto? No, solo non tampone per gli solo la accompagnatori. febbre, No, solo la febbre. Sì, chiaramente la febbre, non tampone per l'accompagnatore. Grazie Assessore. Allora, Antonella Prigioni e poi Rete Veneta Antenna 3, sempre Ranzarin e poi Telenuovo Trolesi. Il numero delle terapie intensive, leggevo che la Regione Veneto è una Scusa, delle poche poi- regioni che mantiene stabile. Conferma, Assessore, che rimarranno 825 posti di terapia intensiva? No, allora, nella nostra programmazione regionale da schede ospedaliere approvate, quindi programmazione che è stata approvata in Consiglio regionale, insomma che ha passato tutti i vari passaggi, noi abbiamo oggi 450 posti letto di terapia intensiva più i 45 del privato, quindi andiamo a 495. Questi ci sono sempre stati, continueranno a rimanere, ma rimarranno perché noi manterremo anche i posti letto aggiuntivi, se non tutti, gli 800, siamo arrivati dai 495 agli 825, ma li manteniamo, dobbiamo mantenerli, vogliamo mantenerli, proprio nell'eventualità appunto che ci sia ancora un'emergenza oppure un ritorno che ci chieda appunto la necessità di avere posti letto di questo tipo. Quindi li manteniamo negli ospedali Covid Hospital separati, quindi si sta strutturando delle postazioni che rimarranno lì. Ilaria Marchiori, Rete Veneta Antenna 3. Sì, buongiorno Assessore, alcune domande. La prima, così mi riallaccio un attimo alla questione delle terapie intensive. C'è un numero che se si raggiunge, quindi superiore a quello attuale, si torna indietro, si richiude tutto? Ma è chiaro, cioè, il Qual Presidente è? ha detto che il numero cioè i due dati che noi monitoriamo sono le terapie intensive e i ricoveri. Nel momento in cui dovessimo vedere un ritorno importante di occupazione di terapie intensive e di ricoveri, è chiaro che allora lì scatterebbe un piano di sospensione, di rallentamento e quant'altro. Non abbiamo un numero oggi, però ci regoliamo in base anche all'esperienza che abbiamo avuto. Ecco, infatti la domanda che tra l'altro me l'ha un po' salto, volevo rivolgere anche all'assessore Bottacini, magari dopo ne riparliamo della curva un attimo. Ok, e poi una domanda tra virgolette di servizio. Per le classiche analisi del sangue serve prenotare e così anche poi per il controllo delle analisi, gli esami sono semplici, Allora, basilari? chiaramente ove è possibile sempre meglio la prenotazione. Sappiamo che per i punti prelievo c'è anche c'è la prestazione, chiaramente una impegnativa, la mattina si presenta. Stiamo cercando di comunque far sì che ci siano sempre gruppetti piccoli di persone e non tante persone, quindi prevedere anche più punti, distanziamento, cercare di suddividere appunto anche per quanto riguarda i punti di prelievi del sangue, con la stessa modalità. Meglio se si riesce a fare con la prenotazione. Sappiamo che non sempre è possibile per quanto riguarda il prelievo del sangue, quindi con la prenotazione, ma la persona insomma si reca la mattina, ma anche qui insomma vedremo già dai primi giorni come funziona, poi potrebbero essere interventi che vengono ricalibrati. Ecco, poi un'ultima domanda che ci è arrivata già da più di qualche telespettatore che chiede se la Regione può in qualche modo intervenire perché non si trovano praticamente più da nessuna parte o comunque a fatica i guanti monouso, visto che servono, sono necessari soprattutto per ricominciare una fase Su questo noi possiamo solo cercare di chiedere anche a chi di dovere insomma di far sì, visto che queste sono misure che servono, di far sì che i canali per l'approvvigionamento siano canali insomma che vengano forniti. Su questo facciamo intervenire. Sì, no, è vero,
cioè si può usare anche il gel, è previsto dappertutto, anche nelle misure nazionali, se non ci sono i guanti, uno se ha il gel si può comunque utilizzare il gel e dimostra di avere il gel, quindi è vero. Può essere un sostituto? Certo, no, è previsto. Perfetto. Fermi tutti, su materiali e cose del genere poi interviene l'assessore Bottacin come protezione civile, cioè come forniture, mascherine, gel e quant'altro. Trolese, Telenuovo. Buongiorno Assessore, eccomi qua. Dunque, prima del ricovero si fa il tampone, tranne che nelle emergenze e urgenze. In caso di una partoriente, che succede e che succede al bambino? Ma ci sono dei percorsi separati da seguire, dei protocolli che vengono seguiti. Ci sono già state anche situazioni di questo tipo, quindi ci sono dei protocolli specifici che vengono seguiti per mettere in sicurezza la donna, il bambino e tutto il resto. Un'altra domanda velocemente, per quanto riguarda le visite ai parenti, mi sembra di capire che saranno ridotte al minimo, o così o così. Sono ridotte al minimo e anche con orari prestabiliti, cioè se noi abbiamo l'idea di prima dell'ospedale che uno più o meno insomma può andare a fare la visita quando vuole, no, quindi saranno le visite ridotte con accessi limitati e anche in orari limitati. Allora io passerei un attimo ai giornali, sempre con riguardo alla sanità. Nico Russi Moro, Corriere del Veneto. Quante prestazioni ambulatoriali e quanti interventi chirurgici sono saltati e secondo lei vanno riprogrammati? Non abbiamo il numero, possiamo avere un numero e poi fornirlo. Oggi vi forniremo anche questo numero. Seconda domanda, uno studio dell'ISS dimostra che la riapertura delle scuole porterebbe di nuovo a riempirsi le terapie intensive, mentre la riapertura delle attività commerciali riporterebbe tutto al picco epidemico. State considerando queste previsioni? Sicuramente stiamo considerando tutti quelli che sono gli studi, i comitati scientifici e quant'altro. Ricordiamolo che le scuole non le riapriamo noi e le attività commerciali non le riapriamo noi, cioè non è nostra competenza, perché quando si parla di scuole non è una competenza regionale, come quando si tratta di attività commerciali non è competenza regionale. Aldo Avanzani, il Gazzettino. Negli ospedali Covid, prima domanda, riprenderanno e quando gli interventi chirurgici programmati? Ci sono degli ospedali che mi dicono che riprenderanno già con velocità, tipo Vittorio Veneto riprenderà già il reparto di Ottorino con anche gli interventi chirurgici, lo stesso per il San Camillo Treviso, anche Verona ripartirà appunto con gli interventi chirurgici e anche Schiavonia ripartirà con gli interventi chirurgici fin da subito. Altri invece avranno i 2 o 3 giorni, insomma, tipo Villafranca chiaramente è un po' più dilazionato perché sappiamo anche che ha un po' il focolario tuttora più numeroso e più critico. Seconda domanda dell'Avanzani, di quanto si sono allungate pertanto le liste di attesa? Dobbiamo fare un'analisi, visto che questa è una domanda che ci chiedete, e ci facciamo dare 2 numeri per capire di quante prestazioni stiamo parlando. Giacomuzzo, 2 domande, cioè un po' del direttore Ancetti, un po' della Giacomuzzo, alcune sono per l'assessore Bottacin, quella per la Lanzaline. Potrebbe spiegare concretamente cosa succede a chi per esempio in questo periodo ha dovuto saltare interventi o chi aveva visita specialistica prenotata a marzo che è saltata? Verranno richiamati dagli ospedali? Allora, per quanto riguarda gli interventi, sì, vengono chiamati dall'ospedale, viene riprogrammato l'intervento, 2 giorni prima, un giorno prima viene chiamato a fare il tampone, quindi si ha il tempo di aspettare l'esito del tampone e poi fa l'intervento e quindi la degenza come stabilito. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, ci sono già delle aziende che hanno iniziato una riprogrammazione, quindi hanno preso in mano le programmazioni e hanno già iniziato a riprogrammare, mentre ci sono altre aziende che non hanno iniziato a farlo e ci sono i medici di medicina generale che ci stanno aiutando proprio nella riprogrammazione di tutte le prestazioni che sono saltate. Minazzi, Metropolitano. La seconda domanda, Alberto l'ha evito perché l'assessore ha già risposto. Sperimentazioni dei farmaci, abbiamo qualche novità? Il Presidente prima ha detto che porteremo poi degli specialisti. Non abbiamo novità se non che le sperimentazioni stanno continuando, alcune in quasi tutti gli ospedali, penso quella appunto della
artrite reumatoide, altri invece sono le 2 aziende ospedaliere, e quindi mentre quella dell'antimalarico invece sta andando avanti a domicilio sia delle persone che sono in isolamento domiciliare singole sia all'interno delle RSA. Nel piano di Guerretta, gruppo Video Media TV e Telechiara, nel piano del 30.000 tamponi al giorno, state pensando di posizionare strutture mobili sulle spiagge o nei luoghi ad alta densità turistica? No, di questo ad oggi non abbiamo ragionato, però stiamo invece ragionando su un piano per quanto riguarda il turismo, come abbiamo fatto il piano per quanto riguarda le attività produttive, come stiamo ragionando sul piano per la riapertura dei CEOD, dei centri diurni per i disabili, anche per quanto riguarda l'attività turistica. L'assessore Caner assieme poi alle aziende sanitarie di competenza, quindi lago, montagna piuttosto che la costa, e alle associazioni di categoria, hanno comunque fatto una serie di proposte e di idee. Le stiamo vagliando a livello di prevenzione per poi fare un piano complessivo. Quando valuteremo questo potremo anche valutare, insomma, questa cosa ad oggi non è stata presa in considerazione. Nuovi contagi. Anna Bianchini, Alto Vicentino Online, relativamente ai nuovi contagiati si sta monitorando a quali categorie appartengono i positivi, cioè sono contagi attribuibili all'RSA, ai nuclei familiari, a lavoratori delle aziende che hanno operato in deroga? No, allora non sono lavoratori delle aziende, perché noi abbiamo un dato, ma domani ve lo diamo più completo perché penso sia un dato molto interessante, che è quello del progetto pilota su cui abbiamo parlato, no? Che è partito in circa una ventina di aziende per circa 1000 lavoratori, e su questo mi sembra che la percentuale di positivi è bassissima, cioè stiamo parlando proprio di una percentuale, quindi non è la categoria dei lavoratori che hanno ripreso. I positivi sono tra le residenze per anziani, purtroppo, e anche tra contatti intrafamiliari, quindi all'interno delle famiglie. Io avrei concluso con i giornali, passerei all'assessore Bottaccini. Scusa, Indana Dorni, TGR, scusa. Una domanda su quelle visite da remoto che erano curiose, dello IOF, ma non so quali sono ancora le strutture che le praticano. No, allora c'è stata un avvio allo IOB per quanto riguarda delle visite di follow up, e quindi delle visite di questo tipo, e mi dicono insomma che stanno andando molto bene. Quindi eventualmente potete anche poi chiedere direttamente alle strutture. E anche l'azienda ospedaliera di Padova ha iniziato tutta una serie di visite di controllo, di follow up da remoto, e anche qui mi dicono insomma che stanno funzionando bene e c'è molto apprezzamento anche da parte delle persone. Prima avete parlato dei guanti, c'è anche un problema con le mascherine, no? In merito al prezzo calmierato, so che addirittura le farmacie in molti casi le hanno ritirate dal mercato perché non conveniva più venderle per il prezzo che sono state acquisite. Com'è la situazione anche dal punto di vista della produzione, a parte grafiche venete, però le altre produzioni? Non so se l'assessore poi sa dare... La teniamo per l'assessore Bottaccini questa domanda. Ecco, una domanda se posso, proprio diciamo una domanda da parte degli utenti. Io per i ricoveri hai detto, si viene chiamati prima, si fa il tampone e poi in base all'esito va bene. Per le, diciamo, gli esami diagnostici, le visite specialistiche, l'utente deve ricontattare i CUP o sarà ricontattato? Allora, con i medici di medicina generale ci sarà appunto una prassi, poi deve contattare il CUP, però è meglio il contatto telefonico, telematico, non chiaramente, perché evitiamo il più possibile l'aggregazione, il fatto insomma che ci siano gli ambulatori, le sale d'attesa troppo affollate. Comunque sarà il medico di famiglia a contattare il paziente e di guarda che... Sì. I medici di famiglia stanno riprendendo in mano tutte le prestazioni che sono saltate. Assessore, posso? Prego. Non è propriamente di sanità, però lei se ne sta occupando, Assessore. C'è qualche novità? So che oggi doveva esserci l'incontro per quanto riguarda le aperture di asili materni, ma anche centri estivi, però oggi e domani ci
può dare qualche novità se c'è? Stiamo lavorando al protocollo, quindi sono arrivate molte osservazioni, molti spunti, stiamo lavorando e vorremmo anche un confronto con la parte nazionale, perché questa è una di quelle questioni che non solo il Veneto ma anche il Presidente Bonaccini, insomma altre regioni hanno posto, perché il problema c'è con il 4, con l'apertura c'è il problema appunto dei figli, quindi di trovare appunto delle soluzioni. Quindi vorremmo che anche dal punto di vista nazionale del comitato scientifico ci fosse un'espressione in questo senso. Noi comunque stiamo lavorando al protocollo, poi capiremo fino a quanto possiamo spingerci e quindi cosa possiamo mettere in campo. Grazie. Io a questo punto, Emiliano. Per categorie in difficoltà, visto che lei ultimamente si sta facendo si sta prendendo impegni e carico di alcune richieste, le porto, ha visto lei la situazione insomma, che ruota un giorno alla sala stampa, anche una specie di limbo vissuto da chi nella fase emergenziale stava aprendo la propria attività ed è rimasto bloccato sia con gli aiuti che con la possibilità di aprire l'attività. Ne sa qualcosa? È una situazione che effettivamente riscontrate? Ma sicuramente ci saranno situazioni di questo tipo, insomma, perché poi a emergenza arrivata si è bloccato completamente tutto. Io credo che anche in questi casi, insomma, da parte del governo, di quelli che sono gli aiuti, si deve tener conto anche di coloro che stavano partendo con un'attività e non sono partiti, quindi hanno già avuto delle spese, però di fatto non hanno un'attività che sta funzionando. Sembra che non ci sia, appunto, per quello ho usato la parola un limbo, sembra che non ci sia. Faremo presente la cosa, investiremo l'assessore Marcato, insomma, assessore alle attività produttive, a cercare di farsi portavoce anche in queste situazioni. Allora, io farei le ultime domande che erano rimaste e poi farei un giro in sala, consentitemi di guardarle un attimo, in particolare la collega Bianchini, poi non invidio l'assessore Bottacin perché adesso pioveranno domande di ogni tipo e colore sulle ordinanze. No. Vabbè, fate un giro voi, ma che intanto trovo quelle domande. Allora, Ilaria Marchioni. Ecco, assessore, buongiorno, se può chiarire quella questione del numero dell'intensiva e della... Sì, allora, non c'è un numero, nel senso che noi controlliamo i dati, i ricoveri in terapia intensiva, ma non solo, non ogni giorno, ogni ora, ormai sono fisso sul computer su questi dati. Non è tanto il dato in assoluto, è il trend. Allora noi abbiamo, e non controlliamo solo i dati della terapia intensiva, non so, qualcuno, se ha avuto modo di assistere al Consiglio regionale del venerdì scorso, un consigliere ha detto ma per due numeri vi basate su due numeri e chiedete di riaprire. Non è così, perché i numeri, i parametri che consideriamo sono numerosissimi e si considerano solo il numero in fotografia ma anche il trend e soprattutto il trend, quindi numero di ricoveri in terapia intensiva, numero di ricoveri in terapia non intensiva, numero di casi positivi attualmente, il rapporto fra i casi positivi e i tamponi, perché l'abbiamo sempre detto, no? Il caso positivo di per sé non vuol dire nulla al numero di casi positivi se non lo raffronti al numero di tamponi, e sono tutti dati dinamici, il numero di decessi e così via. Ovviamente nel momento in cui viene rilevata un'anomalia nella curva, in una di queste curve, ogni parametro ha una sua curva, ecco che si accende una lampadina gialla e dice attenzione, è un warning che dice attenzione, sta cambiando qualcosa. Ovviamente nel momento in cui succede questo ci si attiva per capire cosa è successo veramente, quindi può essere il dato di un focolaio nuovo, può essere per esempio il dato delle case di riposo ha un pelo modificato l'andamento delle curve e ce lo siamo spiegati perché, no? C'è stato, come dire, un addensamento di dati per quanto riguarda i casi dei decessi, però è spiegato col fatto che ci siamo focalizzati su quel punto. Quindi l'analisi è molto complessa e quindi non è che ci sia un numero di terapie intensive occupate che fa scattare l'allarme e quindi si dice freno a mano e indietro tutta. Sono i vari trend messi assieme che vengono analizzati e ci danno questo dato. Guardate, che poi il famoso documento segreto, no? Quello che poi è stato pubblicato, se noi analizziamo il documento segreto ha tutta una serie di punti di domanda che è normale nel momento in cui si facciano delle proiezioni, no?
Per esempio, viene assunto che alla riapertura il 20%, addirittura nel caso quello che ha colpito di più l'immaginario dei giornalisti, è previsto che il 100% dei lavoratori utilizzino i mezzi pubblici, cosa che non è mai successo nella storia, no? Quindi è un dato puramente aleatorio che colpisce, soprattutto per il numero di ricoveri in terapia intensiva ipotizzato, ma che non ha nessun valore, perché mai è successo che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi pubblici. Addirittura hanno stimato che se normalmente è il 15% che usa il mezzo pubblico, ipotizziamo che sia il 20%. Non è facile capirlo su quale base, ho tutta una serie di aspetti, con anche, a mio modo di vedere, io me lo sono studiato per quello che è stato pubblicato, una serie di dubbi. Per esempio non è minimamente considerato l'effetto che ha l'isolamento domiciliare, il numero di tamponi e le quarantene. Non sono per nulla considerati. Se analizzate quel documento vedrete che questi aspetti non li trovate, quindi voi capite che nel momento in cui si fanno proiezioni ci sono una serie di punti interrogativi che sono assolutamente enormi, perché si parte da assunti che hanno più o meno base scientifica e consolidata, ma che hanno un margine di errore che nel momento in cui si somma ad altri errori può portare ad errori anche molto rilevanti. Quindi ecco perché noi i numeri li controlliamo attentamente sulle nostre basi, perché le abbiamo costruite noi le curve, quindi le conosciamo su che assunti, su che dati sono. Grazie. Allora, io ho ricostruito le domande. Cominciamo con il direttore Ancetti, che avevamo lasciato in secondo piano prima, perché erano domande tipicamente da assessore, mi scusi un attimo, ma qui purtroppo ho un po' di problematiche con le dita. Ecco qua. Il direttore Ancetti chiede, prima domanda, ho girato negozi e farmacie, ma mascherine a 50 centesimi non le trovo. Da lunedì 4 maggio cosa deve fare un cittadino nel caso non le reperisse sul mercato? Denuncio e poi la regione può fare qualcosa sul cambiamento dei prezzi, e soprattutto denuncio a chi? Ma guardate, allora, come per i guanti vale anche il fatto che se non si trova la mascherina si può utilizzare qualcos'altro per coprire il naso e la bocca. Detto questo, noi l'abbiamo, fra virgolette, come tutti subita questa ordinanza che è stata fatta dal commissario Arcuri, ne abbiamo discusso lungamente sia ieri che ieri l'altro, soprattutto ieri l'altro, in comitato operativo dove lui partecipa, e abbiamo fatto presente questi aspetti che ci sono stati sottolineati sia dai farmacisti, ma non solo dai farmacisti, anche da altri operatori economici che ci dicono se noi le paghiamo 0,7, 0,8 quando va bene e dobbiamo essere, come dire, rispettare gli studi di settore, e come facciamo a vendere a 0,50? Ed è uno dei temi che ci siamo posti anche noi come regioni, perché ovviamente anche noi in piena emergenza le abbiamo dovute pagare anche più di 0,50. Però ne stiamo discutendo in comitato operativo. Boccia annuncia le aperture differenziate dal 18 maggio a seconda del grado di diffusione dell'epidemia e del grado di capacità sanitaria. Il Veneto le risulta in quale scaglione sia? No, non lo so, la riunione con il ministro Boccia è in corso, c'è il Presidente che la sta facendo, quindi non lo so. Vale quello che ho detto prima, no? La base di analisi del governo è su quel documento, credo, che presenta dei punti di domanda. Ho fatto l'esempio dei tamponi, che è emblematico, no? Perché se mi baso sui casi positivi, e lo hanno dichiarato anche sulla stampa, è un numero che è assolutamente aleatorio. Non vorrei che qualcuno dicesse, se si basano sul numero di tamponi non faccio più tamponi, non trovo più casi positivi, ho risolto il problema. Spero che non accada questo, no? Ecco, perché non è quello il parametro secondo noi. Asca News dal MAS, secondo lei quanto del telelavoro, della telescuola e perfino della telemedicina potrà restare in futuro dopo questa via? Io credo intanto abbastanza, e credo che sia uno se si possono cogliere aspetti positivi da situazioni così tragiche e drammatiche, stiamo parlando solo in Veneto di ben oltre 1000 morti, credo che questo sarà molto più adottato che in passato. Questo è un aspetto credo positivo. Fisioterapisti hanno possibilità di esercitare nei loro studi?
Sì, lo avevano anche prima perché il codice Ateco glielo consentiva. La collega Basso, Gabriella Basso di Rete Veneta, la collega Gabriella Basso di Rete Veneta dice: il 1° maggio commercianti di ogni categoria a Vicenza saranno a Campo Marzio per una protesta sulle non aperture dei ristoranti, dei bar e così via, e anche in altre città. A Brendole i commercianti hanno consegnato le chiavi al sindaco. Cosa si dice, cosa si può dire a queste categorie? Sarebbe importante un segnale. Ma guardate, io mi sono studiato il documento per cercare di capire su cosa si è basato il governo per decidere quelle date che ha previsto, anche per quanto riguarda questi settori, perché siccome noi non possiamo cambiare il codice Ateco e dire facciamo finta che non ci siano, ho cercato di capire su che basi hanno affrontato e hanno deciso di scegliere questa strada, e le basi, se è quello il documento, però non ho ancora trovato la conferma ufficiale, forse ce l'avete prima voi di noi, se è quello il documento secondo me ci sono alcuni aspetti che mi lasciano un po' perplesso. Per esempio dicono, altro esempio, che la mascherina, siccome non c'è evidenza scientifica, considerano che l'efficacia della mascherina sia marginale, cioè che valga un 15, 20, 25% di riduzione della possibilità di contagio. Noi, dato empirico, non abbiamo fatto uno studio scientifico, ovviamente non ci possiamo, come dire, mettere allo stesso livello del comitato tecnico scientifico di super esperti, però il dato oggettivo è che i medici non si sono contagiati, stando al fronte, è un dato abbastanza empirico. Quindi crediamo che l'efficacia della mascherina sia maggiore rispetto al 25% o al 15%. E detto questo, noi stiamo lavorando, io vi dico, ieri ho avuto la solita videoconferenza che facciamo ogni 10 giorni con, per esempio, la Friuli Venezia Giulia e la Carinzia. Mi dicono che in Austria hanno intenzione di aprire bar e ristoranti dal 15 maggio utilizzando le seguenti cautele, che sono quelle che proponiamo anche noi: 1 metro di distanza, il personale con le mascherine e i guanti, il disinfettante sui tavoli, e l'unica limitazione è che non vengono accettati i gruppi nei ristoranti. Vittadello chiede, torniamo sulla ormai vexata questione della pesca sportiva: si può andare con la barca o no? All'interno del proprio comune, all'interno del proprio comune. Se ci sono corsi d'acqua. Se ci sono cose da, io ho la fortuna di essere sul lago. Michele Morella, Radio Conegliano: molti ascoltatori chiedono di ribadire, di specificare bene la norma sulle seconde case, così sia chiarezza per tutti. Ma la norma sulle seconde case è abbastanza, che per una volta è abbastanza chiara, no? Si può accedere alla seconda, anzi la nostra è molto chiara, il DPCM un po' meno, e poi vi spiego perché, secondo me. La nostra dice: puoi andare nella seconda casa per vedere se è successo qualcosa, fondamentalmente, e se è successo qualcosa, tipo, non so, si è rotto un serramento, lo sistemi e poi rientri a casa. È la stessa tra l'altro interpretazione che oggi, non mi ricordo su che giornale, dava il prefetto di Belluno, no? Si può accedere, vedere se è tutto a posto, sistemare e poi si rientra. Quella del governo invece lascia margini di dubbio, perché dice che è sempre raggiungibile il domicilio, l'abitazione o la residenza. Voi capite che quando metto un'abitazione io potrei dal mio domicilio andare alla residenza, dalla residenza andare all'abitazione e così continuo a girare, quindi c'è più margine di incertezza in quella nazionale che in quella nostra. Io avrei concluso, facciamo un giro in sala, Telenuovo Trolese, e ci prenoti chi vuol parlare dopo. Assessore, buongiorno. Senta, a proposito delle seconde case, vado a mettere a posto il tubo dell'acqua che si è rotto e poi posso andare a fare la spesa nel comune della seconda casa oppure no? Se vuole andare a fare la spesa lì va bene. Di solito dove ci sono le seconde case mi dicono che sono i prezzi più alti, quindi sarebbe però no, si può, dai, è uno stato di necessità. Allora, così rispondo anche sulla questione del perché siamo arrivati all'asporto, no? Perché abbiamo chiesto in comitato operativo al Ministero dell'Interno e ci hanno detto che tutto quello che è cibo rientra nello stato di necessità. Quindi che io vada a fare la spesa, no? In un supermercato o che vada al ristorante e mi trovi il pranzo già pronto è assimilato alla stessa cosa, quindi insomma, questo si può.
Tu? Sì, Rete Veneta Antena 3. sì, Assessore, scusi, la questione poi dei guanti che dovevamo affrontare un attimo meglio. Ah sì, ecco, riproponete le domande che prima vi avevo fatto saltare, grazie. Ma la questione dei guanti, dei dispositivi in generale, sapete c'è quella normativa, no, che limita e dice quando arriva in frontiera poi il materiale di importazione di carattere appunto sanitario può essere confiscato dalla Protezione Civile Nazionale. Ne abbiamo avuti di casi di questo tipo. Cosa succede? Che avvisano la Protezione Civile Nazionale, la quale avvisa noi e dice: sto materiale qua, noi la nostra sanità, vi serve o no? Se non serve viene liberata, e funziona così. Devo dire che poi la Guardia di Finanza mi ha sottolineato un aspetto dicendo questa norma che voi chiedete che sia tolta, e capiamo perché, ci ha consentito però di individuare anche una serie di azioni non proprio molto limpide. Quindi nel male ha consentito anche di individuare qualche speculatore, uso questo termine per non dire di peggio, ma Guardia di Finanza ha usato un termine diverso, e quindi c'è questo aspetto. Noi continuiamo a chiedere che almeno sulle mascherine e sui guanti venga tolta questa normativa, però finché, cioè, dipende dal governo. Possiamo dire che oggi abbiamo, no? Filippo Cosato. Guarda, avrei una domanda che riguarda a titolo diverso entrambi gli assessori, insomma, che non l'ho capito. Si è parlato dei tamponi, no? Lo stesso Zaia ha detto: noi abbiamo l'obiettivo di entro l'estate arrivare a 30.000 tamponi al giorno, che è una cifra veramente imponente, insomma. Il Veneto, voglio dire, conferma da questo punto di vista un primato importante. Però questi tamponi, questo numero di tamponi aumenta realmente il ventaglio delle persone testate. Perché chiedo questo? Perché soltanto la tamponatura a rotazione del personale della sanità e del personale di riposo credo costituisca una botta da 100.000 tamponi al colpo, più o meno. Chi lavora in ospedale deve essere sottoposto a un tampone ripetutamente. La domanda è: al netto dei controlli standard che sono obbligati per fare funzionare la macchina sanitaria, ma anche per esempio per quanto riguarda gli operatori della protezione civile, le forze dell'ordine, chi è più esposto, gli anziani, gli operatori delle case di riposo, al netto di questo c'è veramente un allargamento del ventaglio dei tamponi nella popolazione? Questa è la domanda. Beh, più ne vengono fatti e più si va a coprire come dire, popolazione. Voi sapete che però i canali diciamo prioritari sono due, no? Il primo è quello del personale sanitario, delle case di riposo, dei soccorritori, delle persone esposte, eccetera. Quello è un canale. L'altro, che è quello che è iniziato subito, è quello di cercare di cecchinare il virus andando a rincorrere la malattia, no? Quindi individuando i positivi, ma tu con chi hai avuto contatto, faccio il tampone anche a chi ha avuto contatto, cioè in questo modo si interrompono vari fronti, ed è uno dei motivi per cui rincorrendo la malattia si riduce il fronte. Quindi è vero che fare tante volte il giro è un onere importante, ma è altrettanto vero che per cercare di farlo devo aumentare la capacità di processazione dei tamponi da un lato, e dall'altro, e questo lo vediamo dai nostri dati, più tamponi faccio e meno casi positivi in proporzione trovo, quindi vuol dire che stiamo veramente interrompendo vari fronti, il che si traduce in quello che il tuo collega l'altro giorno Albino Salmaso ha evocato, il famoso R0, che è ampiamente andato sotto l'unità, quindi vuol dire che oggi una persona contagia meno di una persona, quindi il virus si sta stringendo, non si sta più espandendo. Ma è chiaro, scusami, cioè se noi aumentiamo, era una parte di secondo, se noi aumentiamo la capacità dei tamponi, è chiaro che aumentiamo la capacità di fare diagnosi sulle persone che sono a casa, cioè quindi sui conoscenti, una parte sarà per il personale sanitario, in cui prevediamo lo screening ogni 20 giorni, 20-10 giorni, poi ripetuto, insomma il mix tra tampone e serologico, però una parte invece è quella proprio nel cercare di andare nel territorio.
che è quello che questo documento non è considerato. Gentilmente, se possibile, magari un parere da entrambi relativamente alla protesta che inevitabilmente da più parti sta montando. Penso ai flash mob di parrucchiere ed estetiste in programma nei prossimi giorni, penso anche al mondo delle partite IVA che nel frattempo si sta organizzando per far sentire la propria voce. Da assessori voi che potete... Guardate, io ho incontrato ieri qui sotto le parrucchiere e le estetiste, questa mattina invece erano ristoratori e bar. Abbiamo visto cosa sta succedendo in giro per le piazze del Veneto, siamo sicuramente solidali con queste categorie, capiamo, perché poi riceviamo le segreterie nostre, insomma la mia riceve telefonate disperate che non sappiamo cosa rispondere, quindi capiamo e comprendiamo. Dopodiché noi possiamo farci portavoce rispetto appunto, adesso il Presidente con il Ministro Boccia, oggi pomeriggio alle 15 andiamo in incontro con il Ministro Speranza e con tutte le regioni, possiamo farci portavoce in questi contesti, perché poi le competenze rimangono competenze nazionali. Bene, non essendoci altre domande, soprattutto sui fidanzati, oggi direi che abbiamo concluso. Sui fidanzati abbiamo detto tutto. No, ci sarebbe anche la questione amanti, ma lo sposteremo. Quella è più delicata. Sapete che ho incontrato le parrucchiere. Si vede?